Terza corsa, 4 anni, sono in 8 al via. Gentleman in Salkin, un vincitore di 7.500 euro, all'1 Fatima delle Lame, Otello Zorzetto, 2 King Nobel Matteo Zaccherini, 3 FBI Stallion Giampaolo Carlotto, 4 Fabian Mail Massimiliano Michelotto, 5 Fillo Lenni Paolo Mazzieri, 6 Face to Face SBF Vittorio Miniero, 7 First Lady La Torre Michela Rossi, 8 Formidabile CAF Andrea Bonacci. Allineamento che si va a completare lungo la curva di sinistra, tutti bene allineati dietro la macchina, autostart che prende velocità. Partiti. Sbaglia Face to Face SBF, sbaglia FBI Stallion, va a condurre Fabian Mail nei confronti di Fatima delle Lame, di fuori King Nobel, poi ancora Formidabile CAF preceduto da First Lady La Torre. Sulla prima curva Fabian Mail in vantaggio, King Nobel che va a chiedere strada, la ottiene dopo 300 metri, il favorito passa. Così King Nobel in evidenza su Fabian Mail, Fatima delle Lame, quindi First Lady La Torre, ancora Formidabile CAF. 37 per i primi 400 metri di corsa da parte del leader, cavallo di passaporto danese, figlio di Victor Joe, che copre i primi 600 in 46,8. Viene sotto alle tribune in vantaggio King Nobel che si porta sempre in scia Fabian Mail, Fatima delle Lame, First Lady La Torre, Formidabile CAF. Primo giro in 1,2,7 sul piede dell'1,18,5, sempre al comando King Nobel, in seconda posizione Fabian Mail, poi Fatima delle Lame, First Lady La Torre, Formidabile CAF, non cambia nulla al chilometro, passato in 1,19,1, c'è la mossa esterna da parte di Fabian Mail che va all'attacco di King Nobel, il quale riallunga. Seconda in corda ora è Fatima delle Lame che precede First Lady La Torre, Formidabile CAF, 400 dal palo, frazione in 15,1. 1.34,2 i 1.200, King Nobel in vantaggio, inseguito da Fatima delle Lame, poi Fabian Mail che abbozza, quindi First Lady La Torre e Formidabile CAF. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in vantaggio King Nobel nei confronti di Fatima delle Lame. King Nobel sempre in evidenza, King Nobel nel finale viene a concludere netto in avanti, Fatima delle Lame è seconda, per il terzo finisce First Lady La Torre. 1,17,5 per il coast to coast di King Nobel Matteo Zaccherini, per il training di Mariona Tinchi, il colore del signor Thomas Olsen, vince il figlio di Victor Joe da favorito in percorso di testa. Chiaramente nel finale Fatima delle Lame seconda, First Lady La Torre terza, 2,17 in numeri l'arrivo della terza.